Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Chiusa la discarica di Lentini, pericolo emergenza rifiuti per 200 comuni della Sicilia orientale. L'assessorato territorio e ambiente nega l'autorizzazione al proseguimento dell'attività. Il prefetto di Catania convoca un tavolo urgente. Operazione Nebrodi 2 nel Messinese, al termine delle indagini 60 persone e 8 aziende indagate. Le accuse vanno dall'estorsione alla truffa all'Unione Europea al controllo sulle attività di imprenditori agricoli. Catania, seminavano il panico in discoteca, risse e violenze di una baby gang che sceglieva a caso le vittime da picchiare, 6 giovani arrestati dalla polizia. Il mare della Sicilia non supera gli esami, lo bocciano il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale e Legambiente, che lo esclude dal riconoscimento delle 5 vele. Degrado al cimitero di Catania, ladri in azione fanno razzia di fioriere, grate metalliche e cavi di rame. È arrivato il grande caldo a Palermo, i turisti cercano rifrigerio con limonate spremute d'arancia, nell'entroterra sfiorati 49 gradi, alto il rischio incendi. Calcio, il 1° luglio l'avvio ufficiale al mercato, ma le società siciliane professionistiche sono già attive da tempo. Bentrovati. Da mezzogiorno di oggi la discarica di Lentini, l'unica per la gestione dei rifiuti per circa 200 comuni della Sicilia orientale, chiude a tempo indeterminato dopo la decisione dell'assessorato territorio e ambiente con cui ha negato l'autorizzazione al proseguimento dell'attività. I sindaci allarmati lanciano un appello, dicono fate la raccolta differenziata. Sentiamo Emanuela Corsi. L'immediata chiusura della discarica di Lentini getta nel panico amministratori e cittadini di circa 200 comuni della Sicilia orientale. Gli impianti di trattamento meccanico e biologico di Contrada Codavolpe, che trattano rifiuti indifferenziati o residuali dopo la raccolta differenziata, sono stati chiusi infatti a tempo indeterminato. A comunicarlo è stata l'amministrazione di Siculambiente, che gestisce la discarica, all'indomani del provvedimento di chiusura del GIP di Catania, dopo la decisione del 10 giugno scorso dell'assessorato regionale territorio e ambiente, che di fatto negava l'autorizzazione a proseguire l'attività in attesa della definizione della verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di impatto ambientale. Quest'ultima sarebbe in attesa delle analisi dell'ARPA e della SRR sull'insussistenza di rischi sanitari e ambientali. Parla di fatto di estrema gravità l'ANCI Sicilia, che chiede risposte nell'immediato e fino a che non si possa contare definitivamente su nuovi impianti. Intanto il sindaco di Catania Trantino si rivolge con un video ai cittadini chiedendo di attenersi rigorosamente al calendario di raccolta dei rifiuti. Quello che possiamo fare come cittadinanza che vuole evitare di vivere un'emergenza sanitaria è solamente conferire il rifiuto previsto dal calendario, quindi nella specifica giornata. Per esempio stasera conferire solamente l'organico, perché la raccolta del rifiuto previsto in giornata, quella sarà garantita comunque. Quindi è una sorta di richiamo alla coscienza comune, perché dobbiamo evitare che nasca, come dicevo prima, questa emergenza e quindi che si possano generare quelle discariche che non saremmo più in condizioni di liberare, se non so fra quanto tempo, con un accumulo di rifiuti che sarebbe drammatico per la nostra città. Intanto il prefetto di Catania ha convocato un tavolo per discutere delle emergenze e per individuare tempestivamente nuovi impianti alternativi. La maxi inchiesta Nebrodi 2 sulla mafia dei pascoli, che nel mese di febbraio aveva portato a ben 23 arresti, arriva alla chiusura delle indagini. Sono adesso 60 gli indagati, 8 le aziende agricole. Francesco Triolo. A distanza di 4 mesi dal blitz che aveva rivelato la nuova esistenza della famiglia tortoriciana composta di Bontempo Scavo e dal gruppo dei Batanesi, arriva la chiusura delle indagini preliminari per l'operazione Nebrodi 2 da parte della Procura di Messina. Estorsioni, truffa aggravata in agricoltura a danno dell'Unione Europea e dell'Agea, ma anche spaccio di sostanze stupefacenti tra i reati contestati. Era il 6 febbraio quando scattò l'operazione Nebrodi 2, coordinata dal procuratore Vito Di Giorgio insieme ai
carabinieri del ROS, al comando tutela agroalimentare dell'Arma, a Guardia di Finanza e Squadra Mobile, che portò all'arresto di 23 persone sulle 60 indagate e a 14 misure interdittive, oltre al sequestro preventivo di 349 titoli AGEA definiti tossici e oltre 750.000 euro nei conti di 8 società agricole. Adesso è arrivato l'atto di chiusura delle indagini preliminari e riguarda 60 persone e 8 aziende agricole. La prima operazione Nebrodi risale al gennaio di 4 anni fa e smantellò un sistematico giro di truffe sui fondi europei. Furono oltre 100 gli arrestati. Il 31 ottobre del 2022 il Tribunale di Patti condannò in primo grado 91 persone ad oltre 600 anni di reclusione. E sono stati indagati con l'accusa di favoreggiamento aggravato nell'ambito dell'inchiesta sulla rete dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro i 2 medici che sono stati interrogati ieri a Palermo. Sono il gastroenterologo ed endoscopista di Marsala Francesco Bavetta e il chirurgo dell'ospedale di Mazara del Vallo Giacomo Urso. Entrambi avevano negato di essere stati a conoscenza della vera identità del loro malato. A Catania seminavano il panico in discoteca, risse e violenze di una baby gang che sceglieva a caso le vittime da picchiare. 6 i giovani arrestati. Tonino De Mana. Il branco utilizzava la stessa tecnica, provocava una discussione spesso futile con la vittima di turno per poi aggredirla con calci, schiaffi, pugni e addirittura colpi di casco. Scene di ordinaria violenza dentro e fuori le discoteche di Catania, a scatenarle un gruppetto di ragazzini capaci anche di prevaricare, tanto da trasformarsi in un incubo persino per i titolari dei locali notturni. 6 i giovani finiti ai domiciliari, destinatari anche di un'ulteriore misura, ovvero il Daspo Willy, che prevede il divieto di accesso alle discoteche e ai locali della provincia di Catania, in questo caso per la baby gang la durata è di 3 anni. Indagini della squadra mobile coordinate dalla procura hanno permesso di ricostruire la dinamica dei pestaggi effettuati l'11 febbraio e il 2 marzo scorsi ai danni di vittime prese di mira senza un'apparente ragione, come quella subita da uno studente universitario fuori sede finito in ospedale con 7 giorni di prognosi in seguito ad una vigliacca aggressione rilanciata anche sui social ed in particolare su TikTok. Queste gang, questi aggregati, queste aggregazioni di giovani, non trovando realmente delle ragioni valide per scatenarsi, in alcuni casi addirittura con l'uso di caschi o comunque sostanzialmente provocando lesioni anche alle vittime, si sono appunto abbandonati trovando delle scuse, dei banali addentellati futili per poter scatenare la loro violenza del branco. Il PM è riuscito ad ottenere dal GIP 7 misure cautelari. La posizione di un altro ragazzino è invece nelle mani del Tribunale per i minorenni. Sarà eseguita martedì prossimo alle 15 l'autopsia sui corpi di Mariam Sassi, 55 anni, e Sameh Zawali, di 34, le 2 donne, madre e figlia, morte a causa dell'incendio appiccato dal figlio di 29 anni nella casa di famiglia in Piazza Unità Vittoria il 13 giugno. Subito dopo le salme saranno restituite alla famiglia per i funerali che si svolgeranno con il rito islamico. Noi voltiamo decisamente pagina, non ci sono buone notizie per il mare siciliano che non supera gli esami. La bocciatura arriva dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. Nella graduatoria sulla qualità della balneazione l'isola è fanalino di coda e per la prima volta è stata esclusa dalla classifica delle 5 vele di Legambiente. Francesco Aloi. Le meraviglie di Vendicari, Menfi e Taormina non bastano. Il mare siciliano è stato bocciato. A dirlo è il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Una notizia certamente non bella per l'isola che fa del mare uno dei suoi punti di forza. Le cause dipendono fondamentalmente da un cattivo sistema di depurazione che ancora oggi non serve a gran parte delle nostre aree urbane. L'84% dei campioni prelevati è stato definito eccellente. Un dato che può sembrare alto, ma che se confrontato con quello nazionale diventa basso, dove la percentuale arriva al 95%. E così la qualità della balneazione nell'isola dove è sempre estate crolla all'ultimo posto in Italia. Bisogna preservare questa bellezza
tutta nostra, della nostra regione, con spiagge bellissime. Nella costa palermitana più di 20 i siti che hanno una bassa qualità di balneazione, divieti anche nel catanese, come a Capomulini e in un tratto di Aci Trezza e nell'Agrigentino. Insomma, le 14 bandiere blu sparse per la Sicilia sembra non bastino. Purtroppo quest'anno nessuna delle 40 località turistiche siciliane monitorate dalla nostra guida blu gode di questo riconoscimento delle 5 vele. C'è stato un arretramento di alcune località che l'anno scorso ne avevano 5. Ma classifiche a parte, il mare della Sicilia è sempre più bello. Parola dei turisti e di chi ci vive. Ed è allarme per il colore verde che si vede nelle acque del porticciolo di Ognina a Catania. Abbiamo raccolto appunto le voci e le denunce di chi ci segue. È Angelo Gagliano. Il mare a Ognina è diventato una questione impraticabile. Una cartolina del borgo marinaro tanto amato dai catanesi che si tinge di un verde anomalo che richiama immediatamente al danno ambientale. Un dolore per chi ama il mare, per i pescatori e per gli armatori. Una denuncia, quella che raccogliamo da Fabio Michalizzi, che rappresenta i tanti che si sono rivolti al nostro telegiornale, ma anche alle associazioni ambientaliste. Questa mattina c'era una grossa chiazza di colore verde che rappresentava appunto nafta di tipo agricolo o peschereccio. Ora o è una perdita che proviene da grossi pescherecci d'altura o è una perdita, come dice una signora e insiste in questa sua tesi, che ci possa essere una perdita in qualche tubo visto che ci sono dei rifornimenti. Da qui l'appello agli organi competenti dopo l'interesse mostrato immediatamente dalla Capitaneria di Porto, intervenuta a seguito delle chiamate. Chiediamo alla Guardia Costiera ma anche all'autorità giudiziaria di intervenire, individuare i responsabili e punirli. Alle brutte cartoline però si somma anche quella di un cartello che indicava un divieto di balneazione laddove sta per completarsi il lavoro per la piattaforma davanti all'Istituto Nautico. Il divieto di balneazione è stato fatto sparire in maniera artificiosa e abbiamo anche documentato con foto, prove fotografiche e video il fatto che questo divieto di balneazione è stato ripescato da alcune persone perché proprio galleggiava nelle acque del porto di Ognina. L'intervista è stata realizzata dal collega Marco Carli. Restiamo a Catania dove si sono conclusi i lavori di deviazione del canale Arci che sversava le acque reflue provenienti dalla zona industriale in mare alla Playa all'altezza del Lido Roma. Per ovviare appunto a tale sversamento è stato infatti realizzato e innalzato un argine di 50 cm di altezza che garantirà le acque del mare, a meno che il livello del canale per eventi eccezionali non superasse i 50 centimetri. A Catania ancora, e parliamo purtroppo di degrado, incuria, inciviltà al cimitero della città. È andato per noi a raccogliere anche le dichiarazioni di chi andava a visitare i propri cari scomparsi. Tonino De Mana. Signor Sindaco, poi ci sono i barboni e noi abbiamo paura. Io specialmente che vengo da sola con l'autobus, senza macchina, l'altro giorno mi sono nascosta. Se non era per una signora che mi aiutava. È il grido d'aiuto di chi si reca al cimitero di Catania per far visita ai propri cari. Quest'esile signora si avvicina alla nostra telecamera, quasi cerca un conforto per raccontare la sua esperienza, con la speranza che la sua voce possa contribuire ad alzare il livello di sicurezza e di attenzione all'interno del Camposanto. Un luogo che disagora ben poco, con quotidiani furti di fiori, fioriere, grate metalliche e cavi di rame, con i predatori di metalli che non conoscono ostacoli e ritegno, tanto da lasciare al buio da mesi un'intera area, quella delle cosiddette colombaie. Dall'affollato ponte di Ognissanti, dove si cerca di dare una parvenza di decoro e normalità, sono trascorsi 7 mesi in cui l'erba è cresciuta sempre più, ricoprendo tombe e vialetti. Cataste di legno abbandonate, bottiglie di plastica, rifiuti di ogni genere, sterpaglie, come vedete alla mia destra, che ricoprono ogni cosa. Eppure non è una strada qualsiasi di Catania, siamo all'interno del cimitero monumentale. Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005, ma anche in presenza e un coro unanime, ognuno ha da raccontare qualcosa. Onestamente abbiamo paura perché ora è estate, no? E
per gli incendi, queste cose, c'è troppa spazzatura. Sono arrivata al cimitero e mi hanno rubato i fiori di mio papà, il mazzo dei fiori. Che se ne devono fare questi fiori? Addirittura dove c'è mio papà, che sono nelle colombaie, manca anche la luce. Perché hanno rubato tutti i fili della luce e gliel'ho messa io a spese mie, quella con le batterie. È una vergogna che rubano i motti. Là vicino al deposito mi si ci buttano tutti i vasi, cadere. Si ruba e scompare di tutto, persino la dignità da queste parti è scomparsa da un pezzo. E oggi in Sicilia si è vissuta una giornata decisamente caldissima, la più calda al momento. Minosse ha sferrato il suo colpo più duro con punte di 49 gradi che si sono toccate nelle zone interne. I turisti hanno cercato di fronteggiare come potevano le altissime temperature. Ma sentiamo Marco Gullà. 49 gradi nell'entroterra siciliano è l'immagine copertina del grande caldo che sta investendo la nostra isola. Qui invece siamo a Palermo, per le vie del centro molti turisti provano a fronteggiare le altissime temperature bevendo acqua, limonate o spremute d'arancia. Limonata. Oggi la giornata più calda con temperature che andranno oltre i 44 gradi. La protezione civile ha diramato le consuete allerte anche per rischio incendi, un caldo che va ad acuire anche la crisi idrica che sta colpendo la nostra regione. Fa veramente caldo oggi. E allora, come si può fronteggiare questo caldo? Occhiali da sole, cappello e ombra. È una spremuta d'arancia che vediamo, la prenda pure. Grazie. Chiedono appunto limonata e soprattutto spremute d'arancia, ideali per fronteggiare questo caldo. I setanti si fermano, li prendono. Diciamo che è necessaria. Poi oltretutto è anche buona, quindi. Un condizionatore portatile è l'unico modo per abbattere il caldo, per fronteggiarlo. E forse non è l'unico, ma è uno dei più efficaci. L'altro metodo quale sarebbe? Quello di stare dentro l'acqua, dentro la vasca da bagno con l'acqua fredda. Cosa si può fare? E allora buon fresco. Grazie. Con questo caldo il rischio incendi ovviamente è elevatissimo, fiamme si sono sviluppate in una zona di ampia vegetazione sulla costa tra Porto Palo di Menfi e Marinella di Selinunte, nella cosiddetta riserva degli Asinelli. Le fiamme si sono sviluppate tra le sterpaglie e i vigili del fuoco e gli agenti del corpo forestale sono riusciti ad evitare che arrivassero sino ad alcune case abitate. Andiamo a Messina, che è pronta per affrontare la riduzione della distribuzione dell'acqua per fronteggiare la crisi idrica, una situazione comune a tanti comuni della Sicilia, e non sono poche le polemiche. Francesco Triolo. In un momento di emergenza le cabine di regia emergenziali servono ad accelerare i processi. Noi ci siamo resi disponibili addirittura nell'ultimo confronto a effettuare lavori con risorse nostre proprio per accelerare un procedimento che si sta magari rallentando per motivi autorizzativi e burocratici. Il sindaco di Messina Federico Basile punta il dito contro la regione. La crisi idrica è realtà in tutta la Sicilia, in riva allo stretto si sta cercando di anticipare i tempi per evitare disagi ancora più gravi per i cittadini. AMAM ha annunciato che rivedrà gli orari della distribuzione. Sul sito dell'azienda è pubblicata la tabella con inizio e fine dell'erogazione rione per rione, una riduzione media di un paio d'ore. No, Messina ha avuto comunque un calo che è dato ovviamente da questo momento critico che vede tutta la regione ovviamente coinvolta, quindi Messina ha avuto un calo dalle falde, dalle sorgenti, dai pozzi. E questa è la principale novità della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Palazzo Zanche, nella quale è stato confermato come la disponibilità dell'acquedotto Fiumefreddo si sia ridotta almeno del 60% negli ultimi 2 anni. Così sta scattando un piano di emergenza per cercare di ridurre i disagi. E sull'utilizzo dei pozzi è polemica. Il Codacons Sicilia chiede maggiore attenzione in un momento di grave crisi idrica affinché l'acqua potabile non finisca nelle piscine, mentre scontro tra l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bacino e il segretario generale dell'Autorità di Bacino sull'ipotesi di utilizzo di pozzi in Sicilia contaminati da nitrati per evitare che la stagione turistica abbia pesanti ricadute. Ci fermiamo per una pausa, al rientro vi mostreremo il sentiero di Monte Pomiciaro che è stato chiuso quest'oggi da una ordinanza sindacale. A tra poco.
Seconda parte del nostro telegiornale, andiamo a Zafferana Etnea sull'Etna, la chiusura immediata al traffico pedonale e con qualunque mezzo del sentiero che da piazzale di Monte Pomiciaro conduce alla sommità di Monte Zoccolaro è stata disposta dal sindaco di Zafferana Salvatore Russo dopo il grave evento franoso che ha interessato il sentiero di Monte Zoccolaro, a seguito del quale un ingente volume di roccia e terra si è riversato all'interno della valle del Bove sull'Etna, distruggendo il sentiero che conduce alla cima dello stesso monte. Nella giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, diverse le iniziative dell'associazione AIL per sensibilizzare e informare su servizi e sostegni economici a favore dei pazienti. Al nostro telegiornale la testimonianza di una donna guarita grazie alla ricerca. Davide Sardo. 2 anni fa mi è stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta e sono in cura presso il Cervello di Palermo con l'equipe della dottoressa Patti, il dottore Mulè e la dottoressa Calafiori. Mi sono trovata benissimo, per me hanno provato loro, c'era questa sperimentazione che ha finanziato l'AIL e quindi le cose vanno abbastanza bene. Faccio l'immunoterapia, non ho fatto il trapianto di midollo osseo, l'ultimo midollo che lo faccio ogni 3 mesi adesso era pulitissimo. Questa è una delle tante testimonianze di pazienti dell'AIL di Agrigento. La signora Rosalba è quasi del tutto guarita da una grave forma di leucemia. Anche lei adesso è una volontaria dell'associazione AIL per sostenere e diffondere un messaggio di speranza agli ammalati, a coloro che fronteggiano le difficoltà della malattia. Insieme con altre volontarie sono state all'opera all'ingresso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, al fine di sensibilizzare e informare su servizi e sostegni economici gratuiti erogati a favore dei pazienti. Tutte noi siamo sicuramente spinte oggi ancora di più dall'importanza che secondo noi riveste la ricerca scientifica, ed è uno dei principali obiettivi ovviamente dell'AIL nazionale, che oggi oltretutto per noi è un giorno di festa, perché oltre a ricorrere la giornata nazionale, oggi l'AIL compie anche 55 anni di attività. In serata alle ore 21 si svolgerà la caratteristica ascensione del Tempio di Giunone nella Valle dei Templi. E adesso ci fermiamo ancora per un'altra breve pausa, torniamo con il calcio e il mercato delle siciliane. Tornati in studio, il 1° luglio comincia ufficialmente la sessione estiva di mercato, ma le società siciliane professionistiche sono già attive da tempo. Marco Carli. 10 giorni al via ufficiale del mercato, ma le società hanno già cominciato a lavorare. Il Palermo vuole puntellare la difesa con Ferrari, offerto un biennale con opzione per il giocatore che Dionisi ha allenato al Sassuolo e che potrebbe essere il primo acquisto dei rosanero. In uscita Soleri è sempre più vicino allo Spezia, mentre per Brunori la richiesta dei rosa è alta, 10 milioni, e scoraggia i contendenti. Interessa Van der Putte, ma la concorrenza è tanta. Dalla B alla C, in casa a Catania, dopo la presentazione di Toscano, il lavoro non manca anche per trovare gli accordi per le cessioni di giocatori che non rientrano nei piani societari, ma molti dei giocatori, compresi quelli rientrati dai prestiti come la Dinetti, lo diciamo da tempo, saranno valutati. Dovrebbe restare Cicerelli, poi in difesa piace Anastasio, ex Casertana ma di proprietà del Monza. Su Capomaggio la concorrenza dell'Avellino è forte, 1 o 2 interpreti del Cesena della promozione potrebbero accompagnare Toscano nell'avventura catanese. In casa Messina arriva anche l'indiscrezione dell'interessamento di un gruppo di investitori cinesi per la società, una notizia da prendere con le pinze anche perché Sciotto a qualsiasi acquirente chiede di restare con una quota del 20%. Nel frattempo resta bloccata la situazione legata al DS dopo che Roma si è accasato a Foggia. Il Trapani dell'ambizioso presidente Antonini, infine, arrivano smentite sulla possibilità che Chiricò possa vestire il Granata. Si potrebbe chiudere per Zuppel, attaccante toscano protagonista nell'ultima stagione ad Acireale. Con questo servizio si chiude Sicilia 24 per questa sera. A tutti voi grazie per averci seguito e vi auguro una buona serata.